Come io non ho capito come sono combinati, io non lo so. Con tutte le belle soldi che ha. Quando mi studia che parlano durante il pizza. Tutti sempre incomunati, entrano a casa, ma io non capisco. E che ci fanno queste foglie sì che cadere? Doria! Doria! A chi a mia Ah, ti chiamavo Scienza? chiamavo Scienza, che ci fanno queste foglie sì che cadere? E chi vuole Scienza? Che ci fanno queste foglie sì che cadere? E sono Pozzolino. Va bene, così, c'è la battuta di così. Ah, Doria! chi vuole Scienza? Benissimo. A A me chiamavo Scienza, ma che vuole Scienza? Vabbè, a me chiamavo Scienza. A te chiamavo Scienza. E chi vuole lo Scienza? E chi vuole Scienza? Che ci fanno queste foglie sì che No, cadere? finisce lo posso lo Scienza. Dice un po' tua scienza, che ci fanno queste foglie sì che cadere? E sono perché No, ma ho chiuso! Doria, A Doria! me chiamavo Scienza. avevo chiamato Scienza? A te chiamavo Scienza. E chi vuole E lo chi Scienza? vuole Scienza? Chiamiamo questa scienza, che ci fanno queste foglie sì che cadere? Viti sicchi? Sì, bustarda lì! Foglie sicchi, sicchi! Pozzolino. Pozzolino vuole? Sì, vuole Non sapere, vuole come ci sembra concimi? Sei detto 100 volte, io candelo voglio, pulito! Come te lo devo dire? Come te lo devo dire? Ma che dite? Io urlo, io mentre sta a guidare, non urlare! Non c'è possibile confondersi. Devo andare con voi, non ti preoccupare, sai perché la scupa? Rosa, Ma che su ma perché fai su voce che fai ingiunare? Gli che c'è in mezzo a giornata. Io è tutta in giornata. Mezza. E lasciala ieri, Io ci lasciala farei ieri. cieco, perché deve essere sempre pulito. Che candela. Questo è il nostro angolo di paradiso. Questo è il nostro salotto dove noi riceviamo le persone, riceviamo gente. Vedono. Vedono, salivano, che possono pensare? Perché noi nelle montagne, questo è il nostro angolo di paradiso. Qua luce a ferro. Qua luce ferro, in questo pizzo di cantonese. Va bene, va bene. Va bene, che Oh, ma tu chi è che dice prima mattina? Cretina? Ma chi è che hai che canci di prima mattina? Cretina! Sì, di prima mattina che dire, di mezzogiorno, sera, di notte, canti sempre, e poi sai chi canti? Sono i pianti dell'amore! Cantare, stando sopra, Ma lasciala stare. Lasciala stare, lasciala io qua stare. Ah, Dottino, Dottino, guarda, non va bene. Dottino, lasciala stare, a capo, lasciala stare, mischina. Lasciala stare, vicina. Porca miseria, Porca miseria, porca, se uno parasse per ci gioca di fila, proprio mofono, dopo ci hanno messo i bicchieri di senda la stessa voce. Ma poi chi sta niente, che è perso? Tempo perso, completamente. Comunque, prima cosa, facciamo un ora, spot, rosolio, comico, vuole avere un ospite. Casomai ne esce, camare ne esce. Infatti è chi o da Renesci o non da Renesci, infatti è chi tutti sparano di te. Lascialo sparare, dai, sparo faccio, che si dice nella vita? Va bene io scopo. Sicuro, sicuro. Certo, certo, come fece un cavaliere fugale. Prima Don Don Pasquale di là, Cerimonia. cerimoni, inchini, e ora tutto fumo e stupedia. Ragioni aereo, sai che un contrario. Se cavaliere, hai che non uscito, non mi saluta più. Che certo, sfido io, sono chiari ci dici da figlio dopo 6 mesi di matrimonio. E invece non c'è la provvidenza. Certo. Tu guardi che dicevo io quando ne so, non dicevo che vogliamo insieme non so guardare. Quando mio marito voglio 2, 4, 6, 8, 10 figli. Cioè non si sente da data, io ho 70 anni, sei figlio conto, ma non è che ero pronto a dire con le vere chimiche. E meschina si avvicinava una mano, ci ha fatto un'incubazione precoce. Certo, si portava usava chiamata. Bravo! Ti fermi, allora dunque. Dunque, Era Dio. per Dio, che li devo vedere Siti siti e maritati. E a Don Angelo? No, ancora non c'è. Ancora non c'è? Allora, una Allora, siti e maritati. Una ranne, donna Venera Barresi. L'amica invece si chiama Donna Rica Rossi. Casomai Marinesci, Camarinesci. Ma come sarà? Ma ridere cosa? Ma di cosa sta parlando? Come possiamo fare? Io sono la madame. Le sorelle manda me. Ma chi perché su cosa di matrimonio non quando sull'aria? Ma qui è che ce lavorano, qui è che si piglia. Ma che dita di chieno, le denare, fanno vedere la vista all'osse. Sì, sicuro, sicuro. Come dice Don Angelo Vaiana. Che non fermi e ti fanno maledizione, notte e giorno. Tu fratello, perché la qua so? Ah, so è. So.
L'uomo si deve manifestare l'uomo si mascolo. deve manifestare mascolo, quindi manisco. No, io devo sempre tutta mettere, ma scusate. Perché Ah, cavolo? perché cazzo? Dai, oh, perché tu non puoi essere, ma una mano, guarda che era mangiato, che bello, di essere presente, dai. Per forza, che dobbiamo il Non caffè. è troppo buono, caffè, lo scotta. È mischino, è così piadoso. Piano sto pianoso. Buongiorno, signore. Oh! Salutiamo con Pasquale. Salutiamo con Pasquale. Buongiorno, Ronaldo. Bravo, mannaggia, che sei richiamato? Sciangato. Su Un pozzo marino, richieste la da scoccia scocciare comune, già io sono apposta. Io Per fare la macchina. passare. prima faccio completare. No, non facciamo se l'estate, che Prima si fanno tutte queste cose da dire. Allora, sciangato, sono sciangato. apposta per farmi scilegare. Penso che già io sono apposta era per fare la macchina. Ma io Ma io sto scurando, e va bene. Ma è creata, la fortuna. Non se ne accorgevo che andava alla sala, c'era una scoccia del monone. Appena la vai per metterlo bene. E che cazzo era? Sì, No, dall'aria. dall'aria. Ma Ma tu hai stringato era per quando sogno l'uomo. Mischino, ma saltato. E poi ho avuto il mio E moglie. poi, ora a dire la mia moglie, risate. Allora, va. Che ci vuole fare? Che ci vuole fare? Uno mettiamo Scende che sono male che lo voglio. E sto male si mettono a ridere. E fratellanza, istinto di fratellanza. Vecchi per esempio, casca una mula, una scecca, un paura al mare. Io qui picchia per me, qui sa per la ianga, qui picchia per la destra, qui tira per la cura. A poi non pensavo. Agora, No, ne possiamo chiedere, penso sia io. Caro Don Pasquale, dice, a voi vostra moglie non voglio no, io dice, caro Don Pasquale, idea è una mala caro succata. Don Pasquale, sapete stare, gli dai una mala suttata, che quando mi venisse morto fosse contento. Ma che dici di queste cose di vostra moglie? Se lo giuro, signor sogno un don venno, notte e giorno. E chi su? E chi? E chi? E d'auto, e salparo, come stare? Non vai, zitto. Non c'è lo E sono già rispondo, e chi? Non vai, tu sai la rima, ora che stai muto, all'ultimo fammi cose, quando all'ultimo pare che cose si stanno sistemando, si gira si gira dall'usolato, Gli e attacca. attacca. Allora fa. A rompa, una fanfara, mandi che riferare, tutta la notte, sognalmente vai, rompa squadra. E via, non esageriamo. Via, non esageriamo, Don Pasquale, è stato provato che alla lunga. Don Pasquale, Don Pasquale, è stato provato che la lunfa si verifica quando la persona ha litigata e mi sa come colpo scopo. Voi pigliate quindi lo conto di vostra moglie e ci sono dall'altro lato. Che sunsiste? Pigliate un conto di vostra moglie e ci sono dall'altro lato ancora. Che sunsiste ancora? Pigliamo un cazzo della vostra moglie e ci mettete a appoggiare e suppino. Che persiste? Contonanza lo voglio della vostra moglie dopo un malamento con la di auto, pigliate a fugare. No, lei c'è la sua La situazione, tutta questa situazione, la colpa è la vostra. La vostra. Ma allora che Ma fa? ora che fare? Che te mio? Non Di rignare la casa. Rignate, riccia, vuole divina, avete bella casa in campagna. Un bello giardino, da vigna, ma state là, perché potete l'aria fresca, no, ma state buttando la farmacia, no caffè, e poi perché? Per sparare alla prossima. Richiede bene voi. Richiede bene voi. Ma io che ci considero in E campagna? perché sendevo? Ma perché è gelosa? Ma da voi? Cadenina! Allora, ma che deve andare là, gelosa da voi? Tu eri in campagna, Peppina! 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 A figlia Romassara! Ci dico Paola! E inizia a pagare tu! Io? E chi c'è bene per tenere il tuo cannelere? Ah, da caputo, tu ne ammenze vai su! Non ce la faccio più, Don Pasquale! La colpa è tutta la vostra! Ah, mia! Se signora, la vostra! È sempre il mio marito. Già, la colpa è sempre di mio marito, sì. Allora sono io. Ma la suri pare che ti avevo che poi Ma io devo mi andare. dispiace, ma io devo va bene Pastore! Tutti chiudi? Sì, Sì, alla Miziana! Pastore!
vostra moglie. Con vostra moglie, sbagliato. Suonata, fin dall'inizio. Alla moglie ti Alla moglie ti deve mostrare poco, ne facciamo un po' Faccionisti, certo, a fare un macello del Totò, chi non può passare un caffè, chi non si gira. Alla moglie ti deve mostrare poco. Voi se faceste un vecchio, sarà struvento, tutta mano, l'altra mano. Poi Paola, Poi ci ho cominciato a dire Paola, dolce Paola, mia cara Paola, cuore del mio cuore, c'è puzzo del mio cuore, e dopo squasciavo, bolliniavo e abbiamo messo tutta panza e tastiera. Ma là, lì chiedevo Don Pasquale, che è a Ma fare? che vuole un consiglio mio? Sì, signore, sì. portava il cappello. No, già, no, perché questo qua. Vuole un consiglio mio? Sì, parato, parato. Pasquale. Sparate! Ora bisogna dire, ui, come la stavo Voi vedete signora, come me la stavo a suo marito? Come è chiesto? Come aggredire? Donia, signorina. No, Antonio. No, io. Signorina, dove Ale stanno arrivando tre signori? Signorina, ci sono due signori con un, mi sembra, la moglie di Don Angelo. Allora tu ci dici, no, due persone. Due persone, mi pare che è la moglie di Don Angelo. E come Ho capito, signor mia moglie, che è sorella da me, tu sai che stanno furiando, poi cogliere per l'offanello, tutto questo. E Antonia entra in casa, ci hai permesso di seguire la Paola, ora tu fai la doppia, va bene, fai Paolo ora. Ci hai permesso? Ci ha permesso? accomodatevi, si accomoda. Guardi, che sorpresa! Che di disturbo, non è vero! No, ma quale disturbo? No, ma c'era la scena che tu dicevi, No, gliel'ho detto. Tu dici? non l'ho sentito. Tu casi, mentre loro parlavano. Allora, no, tu casi e poi intervengono loro. Sei di disturbo, non è vero! Bene, Ma ma quale che di disturbo? disturbo, signori, Anzi, piuttosto- sono onorata che siete a casa mia. Oh. Ma prego, l'onore è tutto nostro. Donna Paola, vedela. Donna Paola, piuttosto vicini già signora perché siamo venute qua. Vabbè, la Oggi è festa. festa, i signorini ma da me sono venuti a pigliare i soldi per l'orfanelli. Oh, piacere, piacere assai. Ma entrate, vi posso offrire qualcosa, un biscotta, un bicchiere di latte, ma Grazie, signora signora bella. Abbiamo pigliato uno di tutto prima di nascere da casa. E poi gli volevo dire, ma qua è una vera delizia. Si vede mezza campagna e mezza città, complimenti signora. Quando vi volete vi vogliono onorare e la casa è sempre aperta per voi. Grazie, l'onore è tutto nostro. Per di soldi, due centesimi, due lire, Questa è la mia offerta, gli orfanelli si devono aiutare. Grazie, noi togliamo l'incomodo e ce ne andiamo. Così presto? Sì, ancora dobbiamo tanto girare, cara signora. Ma come volete, comunque, se mi volete onorare qualche altra volta, io grazie per la sua cortesia. Allora Paola, salutiamo. Salutatemi a vostro marito. Grazie. Poi Grazie, le vostro Donna Paola. Grazie donna Paola. Che diceva lei? Poi ascolta Donia. Vai, dicevo Chi? Don Angelo, scusate perché come sapete c'è l'importante. Dobbiamo andare a dare la sistemata. Scusate, visto che c'hai Frivola, deve essere frivola. Scusate se No, non si preoccupa, fai che si vuole, fai che si vuole. permesso. Prego, E vamos a dire con che di me moglie, terrorissima usaieri, cappellina non devi che. Tari cazzo! Oh, e che mi devi la palletto! Oh, andatelo voi! Ma non è chi stava a pallettare? Ma mi mangiunai magari, mamma mia! Cosa, che succede? Come ci buttavo? Che fu? Ma chi è Pasqua? Ma chi è Pasqua? Vieni Pasqua per casa! Camillo! Mamma mia! Ah, Settina, hai detto bella, guarda Ah, sono uscito! Estimi, estimi.
Allora, vedi come finisci? Sì, usa. Ah, così. Usa, tu sai, come casca il in quadro, capire che come stai a casa fare? tua, da reale che... Manda via che si manda da mia moglie. Poi non mi basta, Fare Pozzerrana di Maiola. Girati. Sei un mostro di bellezza. No, vai, non mi farà fruttare. Non dirlo Masone, va. Tu c'è stato, sai che c'è stato? No, se tu sapessi che Tu sapessi che c'è stato un capo? C'è stato? Inzettalo! Ne hai parlato poco fa. Ne hai parlato poco fa? Non volevo fare. Ah, quale cannoniere fa? Non lo puoi indovinare. Sono venute le signorine. Ma non è! Qual è lo stato? Qua. E qua? E quando? 5 minuti fa. Porca miseria, porca se l'avessi stato anche di giorno. Se l'avessi saputo prima sarebbe stato fatto più. Sono venuti per raccogliere. Sono venute a raccogliere i soldi per lo scaletta. E cercate i soldi per lo Sì, ci adesso 2 lire. Non ce l'ho 10 lire. E che ne sai? Io Non è che ho visto cosa. Porca miseria, Miseria, porca. sarebbe Se sarebbe venuto prima a quest'ora sarebbe stato... L'ingagliavo qua e sarebbe stato un colpo di scena di teatro. Questa è sua moglie, questo è suo marito. Piacere, e a 448 tutto fatto. Ma sai che non erano da così brutti. Che bella aria che Una c'è. diceva che bell'aria che c'è qua. Così diceva, figlia, la gente chiusa sempre meglio qualcuno. Figlia per forza, non me ne frega. Allora, sempre Pasquale, ma sai che la presenza non sono Ma sai che poi le presenze non sono tante male. Brutti, sì, cavolo. vicini hanno Tanto il vicino gli ha una bella combalanza. Prego, accomodate. Tutte pare, professore, tutte pare. Professore, invece Prego, favorisco. mia moglie, Carenna e Alessio, non si Alessio. No, prima piacere tenere il mio professore. E poi tenete Luigi Luigi Rossi. Signora, benissimo, professore Barresi. Piacere, professor Baresi, piacere. Alessi e Calenda. Alessi e Calenda. Rosa, ma queste sono vecchie conoscenze. Queste sono vecchie conoscenze. Accomodate. Allora, professore, la scena dei fiori, la scena dei fiori. Mi soffermi un po' sull'ambiente, poi alla fine, che bei fiori, quanti fiori. Ma qua, tenente, ma è veramente un bel posto qui, guardi che rose, ma quanti fiori, ma quanti fiori che ci sono qua. Qui Quanti devi guardare, lei quanti bei fiori. Ma quali fiori vedono? Ma quanti bei fiori che ci sono qui, ma è bellissimo. caro professore, qui a casa mia i fiori fetono. Si chiama rosa e quindi anche lei è un fiore, una rosa. Sì, da spiritoso. Quando sei spiritoso. Professore, tenete, guardi che panorama Ma guardi che bel panorama che si vede, guardi che bel panorama che si vede, guardi come si apre. Che panorama! Ci piace. Antonia! E qua, mini bicchierini! I bicchierini era solido. Era solo un caffè. Ah, un Perché caffè. avevo la bottiglia Lo sfascio, pigliamo. Pronto, professore, complimenti, don Pasquale, bella ragazza. Buon Pasquale. Complimenti, che bella ragazza. Sì, bella sì. Molto bellissima. Molto bellissima, però è cretina, sai? Ora io dico, cretina sì, ma magari non si
vuole pigliare per bene. Non interire, vai a quello da mangiare la provincia, poi tre province, Caponale. Allora, magari che ci sono una professore, rivolta a Donna Rosa, signore scusi se noi abbiamo approfittato della bontà di Don Pasquale. Io approfitto e ci perdoni se abbiamo approfittato della bontà di Don Pasquale. La signora ci scuserà, se non si accusa degli amici. Cosa vedono i miei occhi Don Pasquale? Lasciatemi! No, lasciatemi! No, lasciatemi così! Lasciatemi! Lasciatemi! Ma che si vuole dire? Ma la stavo lì, ma non vuole dire. Passate! Ah, lasciate mandare. Vedi non lo Oh, mi siete formati vero nido, caro Don Pasquale. È il professore. Ah no, è il professore, bellissimo, siciliano. Per me, guardi, è bellissimo, addirittura, come dicono i pedanti, virgiliano. Rivolgiti a Rosa, lei è della provincia di Siracusa, no? Vedi, Signor, io sono della provincia di Siracusa. Ma un caffè, un po' puzza, guarda, non è E non c'è caffè. Non c'è caffè, Antonia ride, Antonia. Professore, anche la sua famiglia è della provincia di Siracusa? No, io non è la provincia di Siracusa, è la provincia di Schiamolini. Anzi, il mio Moreco non è la provincia, è la capitale di Schiamolini. Avanti, a tenere la banna. Ma tenere la banna, poi sai io che non farai. Allora, professore, dunque. Dunque. Perciò mi piace riparare, riparare il siciliano, mi spieghi un po' tutta la situazione come sta andando. Mi piace sentire parlare in siciliano. Guardi, le dico in confidenza, quando stavo su al nord per lavoro, avevo piacere sempre di parlare in siciliano. Poi ho avuto un piacere di sentire parlare in dialetto. Ma se io sapi, quando mio marito io accompagnava da sopra, mi pareva che parlavo un mese. Sì, tant'è vero che io ci facevo la riduzione. La tra. E la tra. E questa si chiamano tra. Questa ci facciamo la traduzione, questa. Professore, perché deve sapere, professore, che il nostro Don Pasquale è uno specialista in tutto, le sue attività sono molteplici. Non ci dia ascolto, signor Non ci Tenente. mi ascolta, signor Tenente. Se lei si Grazie, mette si con mette qui di servizio valido, Ma non sapevo perché dice questo? Cavenna, Ah, ma non vuoi sapere perché dice questo? Perché sentiamo, perché non ci ha potuto Perché non ci ha potuto persuadere a prendere coniuge. Chi sei un debole per l'amico? La verità, signor Tenente, è pronta una moglie? Si guardi bene, signor Tenente, rovina per tutta la vita e dopo questo, l'amico nostro, la rovina per tutta la vita. tutti quanti devono ridere, tutti aspetta. Dopo Don Pasquale c'ha una ragione di diventare imbecille. Professore, sta parlando? no, dicevo che a una città può diventare anche imbecille perché finisce anche di maritare. Qualcuno si marita ma no, non esageriamo. non esageriamo. Il matrimonio secondo me è buono. Bravo, mi ha fatto Con lei, signor Tenente, vede, se io sarebbe capo di Stato. che fosse. Siamo sicuri che Appunto, allora se io sarebbe fossi capo di Stato, metterei una legge, sì? Qui metterei una legge, che è arrivati guarda, 20 anni, gli uomini dovrebbero sposare tutti, come la leva, come l'Italia, obbligatoriamente. per esempio, Classe 1912, mascolo e femmina, visita e partenza, incremento generale, matrimonio di gruppo. signora, un caffè. Signora, un caffè! Poi deve portare un contenitore con il Sì. caffè. No, ci dovete scusare, ma noi stiamo costruendo cerimonia. Ci dovete scusare, ma noi
noi trattiamo così senza cerimonia. Ma certo, sono amici. Ormai di famiglia. E infatti io, se ci permettete, Mi servo con le mie servo mani. con le mie mani. Prima però Se posso avere un caffè per a Donna Donna Rosa. Rosa. Non ne picchia perché danno rosa. Come non ne picchia? Che non ne picchia, si fa male. Non ne vuole. Non ne vuole, guarda. Non Non è poi se la più ci vuole sempre davanti. Ah, vai, Ma poi in spalla c'è un materiale. vuole regime da vostro marito. Ma come, Donna Rosa? Donna Rosa, ma noi fate imporre il regime da vostro marito. Moglie e marito non mettere il dito. Sentite, va, 18, ma wow. Va bene, appuntamento. Scusate, le picciotte, ma guarda, avevo un appuntamento. Guaccero io. Ma veramente no? Come vuoi? Come No, veramente? no, mi richiesto, accompagniamo, No, appuntamento, no, professore. mi registro, accompagniamo. Sì. No, c'è fare lo segnale, c'è il microfono. Era così proprio. No, io devo dire più forte che si deve capire che... Mi richiesto, accompagniamo. Intendente, posso Intendente, professore, e poi poi guarda, dobbiamo perché andare. fare? C'è un appuntamento. Alessi, Bravo, avevamo un tempo. appuntamento. Avete Avete visto? capito? Sta parando, no, tu non ci vedete, sta parando a baccaglio. Sta parlando Va a bene? Ah. Adesso capisci. Ah, va bene, perché avevamo un appuntamento con questo Già, vero, ce un l'avevamo caffè, scordato. unini. Ce l'avevamo scordato. Saluto a andiamo tutti. via, va. Attento, signor tenente. Signor tenente, questo caffè traditore. Devo andare vicino, questo è un caffè traditore. Vedo una moglie nel fondo della vostra tazzina. Apra gli occhi, tenente. Tenente, allerta. Allerta. Allerta, sto. Allerta. Oh, gente allegra, Dio l'aiuta. Gente allegra, Dio l'aiuta. Professore, stanno bene. Stanno bene, Pensano solamente. e pensano semplicemente a divertirsi. Si accomodavo. Benissimo, allora loro dicono che non hanno bisogno di donne perché Loro ci dicono piacciono. che non hanno bisogno di donne perché ci piacciono le mucchiere che vanno marito. Male, Male. male. Certe volte si vedono troppo nelle proprie capacità. Devono capire che 6 mesi fa. Devono capire che 6 mesi fa si è un po' offenderato. 21. Ma una salata? Sentiamo. Io brutta. Dunque, dicevo, Dunque, 6 mesi fa, aveva la doppiata. Calenda aveva detto la mucchiere di un cavallo. Quindi questo deve essere non possibile. No, poi non si può Sì, dire. poi capisce, ma un po' più piccola, poi dopo si mette in due che si sposta la campana. Allora, il Mandriano, perché dice Caprale, il Mandriano. Raro, sarebbe il mandiano. No, capisci, scusa. No, Adriano. Capraro, professore. Capraro, no Adriano, Capraro, Professore, Pasquale. Vedete da me, Mangiano. Conosci. Ma se lo dici tu. Professore, Professore, va bene, allora un dizio di nome Adriano. un dizio, no, ma siamo, come facciamo? Un cavallo. Calenda, ci aveva la Ci cucca. facciamo la cucca alla mucchiere. La colpa. La corte. La corte voleva dire. La corte alla La moglie. porta alla mucchiere. Tira del capo. Ieri c'era da qua, ieri c'era di là, il nostro oceano, Capraro se la squarò. Se ne Se la sparò. Appunto, Appunto, se la posta. era bello la mattina. Era bella mattina, Si mise sulle sue si tappe. mise sulle sue tappe. Sicuro, sulle Sarebbero le tracce. E si buono sulle tappe tracce. Era un po' se non Se passava. un po' fosse un bastrano cappotto, Sta che sta muccio, non si nascose. Sarebbe come dire una scuola. Non posso dire che cerchi di Pardon, realizzare le cerchi parole. di italianizzare la sua espressione perché il buono tenente Non capisci niente. mischino, Sì, non mi non sapevo. sapevo. Non capisci? Dunque, signor Dunque, signor Tenente, Tenente, siamo ciò siamo ciò, che si nasconde. si nasconde, cioè, io sono un gatuso, Arrivo Ah, a un questo gatuso, un l'acquedotto. senza iambolo. No, niente di meno. Niente di meno. Niente di meno. Abbiamo solo l'acquedotto senza acqua. E va bene, senza acqua. Appena calenda passò, Appena calenda posso. Chillo, Agiano, sempre parlando, Asiano, caparro, Spindica, Spindica. Arrivi. Andiamo a giocare.
a sto punto, perché a questo punto il nostro Adriano Traparo esce un maruccio di quelle con le ruffa, appunto un bastone appunto un bastone di vino tutto pieno di ruffa lupposo, ci fece fare un mulinello e pa! Sbagliato, meno male, e ci spacca orecchia fino a qua, la destra. a destra, a destra, si deve immaginare che ti hanno fatto 2 mesi di radapunto. stura. Sì, e poi stura, Ma poi se stura, tu tua stura, non sai, ci vuole bene. Io non so, ma ritorno, non so, come sono questo piccolo paese, si vedono solo uomini. La domenica mattina ma escono di buon'ora, vanno in chiesa, quando ancora le persone civili sono ancora là. Certo, chi vuole vedere qua, questi sono paesi terremotati, la gente che è scandata, gli stai sotto lo shock del cataclisma, del terremoto dell'Uruguay, non escono, stanno un po' di vita, tutti incoponati. Professor Don Pasquale, sentite il nome del discorso Don Pasquale. Lasciamo perdere i tellurici e compagnia bella, torniamo un attimo al discorso di sera. Parlare di matrimoni, diciamocelo chiaro, alla mia età, mi sembra una cosa assurda. Ma chi sta dicendo, professore, alla sua età, non è mai troppo tardi. Lei è la cultura giusta. Lei ha la giusta cultura. Lo dico io. Però quello che è bello acculturato lei. L'uomo che ha gioventù a posto Perché dopo che la gioventù ha posto la sua cavallina, è lì. il suo spogo. Il suo spogo è lì che l'uomo. E devi tu, professore, signora, suo marito per forza mi deve fare appogliare. Signora, suo marito ci vorrebbe vedere rispostato. Questo non farlo. Si fa prima di dirlo che Ma che per sta qua, però. Lascia capitare. Basta capitare in buone mani. Precisiamo con Pasquale. Aspetta, signor Tenente, se lei qui vuole trovare costumanze, Signor Tenente, se lei vuole trovare costumanze del nostro, se lo può scudare. Sono persone serie, persone basate, sulla pace, persone piene di soldi, da lei i soldi, cari. Nano, lei è una costituzione di soldi. lei ci può Lei ci può dire al governo, ti ringrazio del grado di tenente o di capitano, ma io più concedo che non vai a casa e più tranquillo, con le mani a iagna. ciao. Ma giusto, sempre però capitare in buone mani, cioè lì. Sì, ma noi ci siamo, non facciamo Ma non sono le ragazze da Come? non vedono nessuno in questo paese, si vedono solo uomini, le case sembrano fortezze, le porte serrate, le finestre chiuse. Dobbiamo prendergli l'assalto? Deve seccare, come pigliata. Allora, facciamo bene attenzione. Ci sono due soldi. Non era, facciamo bene attenzione. Allora, ripeta la versione, poi facevo. Allora, sta seccando. Allora, facciamo bene attenzione. La precisione e Dusoro, sorelle, fai quella pausa. Dusoro, sorelle, e chi deve fare Germane. Ma prima ne dico Due monache? No, sorelle congiunte. Germane. No, siciliana. Ok, basta. Allora, riprendiamo allora dalla... Sta seccando. Dusoro, Facciamo attenzione. facciamo solo sorelle. Ma che? No, sorelle. Germane. No, non c'è mai, la provincia Catania, per caso, siciliano. Sì, va bene, Germane. Sorelle dello stesso padre e della stessa madre, nello stesso senso. Ah, Vabbè, se lo dice lei. benissimo. Senza pace. Senza pace, senza soldi, senza pace, senza regno. Però, di età giusta. Di età giusta, è tutto lui, la giusta cultura. Capite? Accettabile. Accettabile. A casa chi? A casa, pieno di ben di Dio. Candine con vino. Candine, vino, di ogni genere. Olio, su Seviglia intera. vino, solo Io non so io, ma sogno mattina imbriachi. Poi i magazzini di Poi magazzini figlie di fame, di piatti, di fagioli, di pomodoro, scioglie lì,
Giardini, i giardini, c'è arancia, arancini, mandarini, rumore, Palazzo, ma c'hanno un palazzo antico, è una magnificenza di San Michelangelo epoca 700, forse per sbaglianti 748. Che lo sappia. Interessante, ma non lo so. La Porsabbia. Ah, voi la Porsabbia è nostra, lo scorso, io non posso usare la discendenza, la stirpe, da dove provengono. La genealogia. D'Angelo. Carlo? Carlo? No, Federico. Sono Federico, il Pasquale. Federico un po' basta. Non si può vedere una foto? Ah, fotografie mi dispiace niente. Perché per oltre che faccio molto fotografie non ce ne possono vedere. Semmai ti posso fare vedere una radiografia. E chi ne frega di un Pasquale? Che ce ne facciamo? Come che ne facciamo della radiografia? Si vede tutta la struttura delle ossa salutiva. Per esempio, lei nella... No, chi siamo cani? Stavo dire, siamo cani. Per esempio si vede ossa viva, poi può vedere ossa senti, ossa chiaura, ossa figa, sassetta. poi ossa sassetta come li chiamiamo ieri. Quindi lei nella fotografia lei vede tutto. Nella radiografia. Ma ci passa per avvicinare, non possiamo smette capazze, facciamo capire. Non Pasquale, non facciamo fare, stendiamo sotto. Come si fa? Una presentazione. Sì, è come la musica. Sono ritrovi. Le ragazze sono ritrovate. Abituate a ricevere. Non sono abituate a ricevere persone strane, ragazzi. L'incontro deve venire senza scandalizzarli, senza scandalizzarli, scandalizzarli. Ho capito, senza scandalizzare. Non dobbiamo scandalizzarli. Bravo. Dobbiamo trovare un Noi sistema. che dobbiamo scandalizzare? Facci finire la frase. Dovremmo trovare un sistema per avvicinarle. Ma come? Perché dovremmo scandalizzare? Sentite, Don Pasquale, non si potrebbe andare a trovare a casa queste ragazze? Allora, non Pasquale, ma non si potrebbe magari andare a trovare a casa con una scusa, magari per esempio chiedere se hanno una camera da dare in affitto. Sì, ci vediamo se loca. Ma poi, quello non è affitto, non dicevo, ma che dici, professore? Ma che vuole, professore? Quelli sono ragazzi sole. E ci fanno instagliare i Quelli ci fanno staiare le cani, hanno due stili da bullare così. E allora come si fa? Vediamo, cerchiamo, vediamo cosa si può dire. Un terremoto! Che sostieni? Professore, non è, ma non è niente! Ma dicevo terremoto, che era la rappresentanza del terremoto per contare i danni che ha causato il terremoto. Facciamo finta! Non faccio terremoto, però A studiare, ma nemmeno ricevere qualche niente. Dopo, bravo Pasquale! Bravo Pasquale! Uomo Pasquale! Bravo Pasquale, mi faciste scattare! Bravo Pasquale! Ti faccio scandare! Pietro, cosa va a spandare la testa? Uomo geniale! No, uomo Pasquale! Uomo Pasquale! Allora, facciamo così, signor Tenente, si spogli. Signor Tenente, lei si spogli, facciamo così. No, si spogli dico, ci tocca la divisa, altrimenti è borghese. Lei, professore, può stare bene così come sta. Se buttasse un tacchino, siamo a posto. Ma lo porto spendato o spinuccato? No, un tacchino è pigliare appunti. Al taccuino! E tacchino così questo. Comunque, Io intanto vi faccio io intanto faccio la scorta, ok? No, vado scelto, ma scorta di volte io Pasquale, lei devo allontanare. allontanare di un passo. No. Allora restiamo per domani. No, però domani, un ferro si stira quando è cavolo, domani, ora, subito. Loro intanto se ne vadano. Io fisso Che io fisso l'appuntamento, fissa lei? No, fissa lei. Vabbè, fisso io. Comunque ci vediamo. Uno di lui Uno di lui è fisso. Uno è fissa. Allora ci vediamo al paese di Chietetta davanti al caffè. Ma stiamo lo ferro quando è cavolo, quindi ora voi garantate che io penso per l'appuntamento, fisso l'appuntamento. Fissa lei? No, fisso
fissa lei. E vabbè, non fissa su niente, non basta che ce ne andiamo. Ci vediamo a base, Monte Rosa, alle 16:30. Benissimo. Mi raccomando, puntuale. Benissimo, Don Pasquale. Oh. Tenente, la ringraziamo signora per Ringraziamo signora per l'ospitalità. Rosa, per carità, auguri signor Tenente. Auguri signor Tenente. Anche lei professore, Anche tanti lei auguri. professore, tanti auguri. Au revoir. Au revoir, signora Facciamo la scena della Noi spiega fare l'ultima scena, caffè. sto dicendo, no, loro escono, tu devi fare la scena della lettera che scrivi. Bella lettera, guarda che fai, tu scrivi la lettera. Allora, carissime, amabilissime, signorinissime, madamissime. Perché sta Non ci sta. Allora, signorine, madame e amabilissime. In mia presenza, con la vostra presenza, in presenza. Se non ci mettiamo questi accorgimenti, ci pare che siamo ignoranti. Quindi mettiamo insieme. Sì. Allora, dopo hai scritto quello che ti ho detto, ok. Allora, ti comunico di essere ricevuto in questa, nella vostra casa per un evento memorabile. Se le signorine amabilissime mi vogliono onorare, di metterci nel due, sì, piccole, 4 punti. È di massima importanza. Mi sottopongo, mi sottoscrivo e che se brigadiere della Pasquale fu brigadiere della Carrezza. Bravo Pasquale! Bravo Pasquale! Siamo 8 su 8. Va bene.